In Veneto arrivano 15 miliardi e 100 milioni di euro, 15 miliardi e 100 milioni di euro. Prova ne sia che già ieri, insomma le cose stanno un po' cambiando, già ieri abbiamo fatto una delibera, o meglio abbiamo concluso un percorso per la sanità per 371 milioni di euro di investimenti nell'edilizia ospedaliera. E questo significa che Padova è interessata, Cittadella fra l'altro facciamo tutto il nuovo blocco. Ad annunciare le opportunità legate al PNRR è il presidente della regione Luca Zaia nel giorno in cui si avviano i lavori per la sistemazione del ponte sul Brenta a Curtarolo, danneggiato dalla tempesta Vaia, per cui la regione ha stanziato quasi 3 milioni di euro. A settembre del prossimo anno bisogna venire qui a inaugurarlo, salvo imprevisti di forza maggiore, sono 4 milioni di investimento, è una bella opera e soprattutto un intervento che deve essere fatto nel rispetto del territorio, dei cittadini e delle tante imprese che hanno spesso sollecitato. Ma gli interventi sul fronte della viabilità riguardano anche la messa in sicurezza. Stiamo per concludere, fine anno sarà conclusa la pedemontana veneta, mancano ancora 30 km dei 94 km e mezzo, fine anno conclusa, e anche questo territorio comunque ne gioverà, se non direttamente indirettamente. È ovvio che poi ci sarà traffico di attraversamento, ci saranno altri temi che riguarderanno questo territorio. Si va avanti con un progetto, 8 milioni solo di progettazione per la messa in sicurezza della 47.